Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apertura di questa edizione con la tragedia di Crans-Montana. È finita in queste ore l'emergenza dei centri grandi ustionati veneti pronti a intervenire in risposta all'alert nazionale della Protezione Civile. Ci colleghiamo con Padova, dove ci sono Chiara Gaiani e Sandro Ponchio. Buongiorno Chiara. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, come dicevi, proprio in queste ore è finita l'emergenza, un alert che era scattato a livello nazionale nei 12 centri grandi ustionati italiani, compresi per il Veneto, quelli di Verona e di Padova. Noi ci troviamo proprio davanti all'ospedale di Padova, il centro grandi ustionati diretto dal professor Franco Bassetto aveva allestito da giovedì mattina, quando era scattata la richiesta della Protezione Civile nazionale, un posto in terapia intensiva per un paziente intubato, 2 posti in terapia subintensiva e 8 letti in chirurgia plastica. Un centro, quello di Padova, specializzato nella gestione di interventi come quello purtroppo seguito alla tragedia di Crans-Montana, quelli che in gergo vengono definiti mass disaster. Allora, noi abbiamo sentito il professor Bassetto, che oltre a dirigere il centro grandi ustionati di Padova è anche presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, che è stato in costante collegamento con i colleghi dell'ospedale Niguarda, dove tutti i casi sono stati concentrati, dove appunto l'emergenza è operativa. Allora vi lascio alle parole del professor Bassetto, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Sandro Ponchio, poi la linea può tornare a voi. La emergenza nazionale dei centri grandi ustionati dopo la tragedia di Crans-Montana è finita, nel senso che è stato deciso dalla Protezione Civile di concentrare i pazienti italiani e non solo, che hanno bisogno delle cure dopo l'emergenza, all'ospedale Niguarda, che è un po' un fiore all'occhiello, visto che è stato aperto di recente, 2 mesi fa, il nuovo centro grandi ustionati. Quindi a Padova, dopo aver dato la disponibilità per un paziente intubato, 2 in terapia subintensiva e 8 posti in chirurgia plastica, siamo ritornati alla routine. Questi giovani che sono trasferiti in questo momento hanno bisogno ovviamente di continuare la cura delle grandi ustioni. Per grandi ustioni si intendono superfici corporee superiori al 20% e, come avete sentito, la maggior parte di questi sono stati in emergenza intubati. Questo perché? Perché essendo successa la tragedia in un luogo chiuso, l'inalazione provoca delle ustioni anche delle prime vie aeree che possono essere pericolose per la vita. Ora questi pazienti progressivamente vengono estubati e progressivamente vengono curati dal chirurgo plastico, che procede prima di tutto con la rimozione dei tessuti necrotici, che sono appunto i tessuti ustionati di varia profondità. Quasi tutti questi riportano ustioni di 3° grado, quindi il grado più grave, in cui tutta la cute è bruciata. Queste ustioni rappresentano un pabulum ideale per la proliferazione batterica e quindi devono essere rimossi, e successivamente poi si partirà con la parte ricostruttiva, che prevede sia l'utilizzazione di cute di banca inizialmente, sia di materiali, diciamo, che le biotecnologie offrono alla chirurgia plastica, per arrivare poi a utilizzare i trapianti di pelle e i lembi per la cura definitiva. È ovvio che la chirurgia plastica rigenerativa oggi ottiene degli esiti cicatriziali molto migliori rispetto a quelli del passato, ma questi sono pazienti poi che praticamente per tutta la vita andranno incontro a correzione di esiti cicatriziali. E nel bilancio drammatico di questa tragedia, lo ricordiamo, 47 morti, 119 feriti e 13 dispersi. Emerge anche un nome legato al Veneto e alla provincia di Belluno in particolare, quello di Alessandra Galli De Min, di 54 anni, che da tempo vive a Ginevra.
Alessandra Galli De Min, 54 anni, bellunese di origine ma svizzera d'adozione, è fuori pericolo. Miracolata, nonostante lo shock e le ustioni al volto e alle mani riportate nell'incendio che la notte di Capodanno ha causato una strage in un locale a Crans-Montana, rinomata cittadina alpina del cantone vallese in Svizzera. È stata fortunata, le uniche parole della sorella di Alessandra Galli De Min, Elena, che ci rassicura sulle sue condizioni di salute. La notizia del coinvolgimento di Alessandra Galli De Min è arrivata nel tardo pomeriggio di Capodanno e ha scosso profondamente il bellunese. Galli De Min è figlia di Arrigo, sindaco della ricostruzione di Longarone nel post-Vajont, morto la scorsa primavera a 91 anni. La solidarietà, il tratto distintivo della famiglia Galli, che Alessandra ha mantenuto in Svizzera, dove ricopre la carica di presidente della famiglia bellunese di Ginevra. Ed è Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, a darci notizie di prima mano. Presidente De Bona, che notizie ha della nostra concittadina Alessandra Galli De Min? Rassicuranti, ho sentito la sorella e il marito. Stamattina veniva operata alle mani nell'ospedale di Arau, vicino a Basilea. Il marito, Alberto De Min, sta cercando, dopo l'operazione, di portarla all'ospedale di Ginevra, anche perché loro abitano a Ginevra e quindi sono anche più comodi. Ospite di una conoscente per il Capodanno, Alessandra Galli De Min si è trovata per caso al Constellation. La 54enne era entrata per recuperare il figlio dell'amica che stava festeggiando nel locale ai piedi delle piste da sci. Doveva essere una notte di festa, luci e brindisi. Si è trasformata in un inferno senza precedenti. Il bilancio, non ancora definitivo, lascia senza parole. 47 persone hanno perso la vita, 115 feriti, molti in condizioni gravi, e tra loro complessivamente 13 cittadini italiani. 6 nostri giovani connazionali risultano ancora dispersi, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e di identificazione delle vittime. Uno scenario di dolore che ha squarciato la gioia per il nuovo anno. Alessandra Galli De Min è professionista e manager di primo ordine in diverse multinazionali dell'energia e dell'elettronica, madre di 3 figli, sposata con Alberto De Min, imprenditore nel settore turistico, è particolarmente attiva nel volontariato. La famiglia Galli, la famiglia di Longarone, è prestigiosa. Il papà ha girato tutto il mondo, gli zii altrettanto. Il presidente da alcuni anni ha fatto diverse iniziative coinvolgendo anche il consolato che c'è a Ginevra. Ha completato negli ultimi mesi un progetto legato a San Martino, patrono di Belluno, e ha già presentato sempre alla provincia e alla BM anche delle proposte per valorizzare il 2026 attraverso la famiglia di Ginevra. Ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime, il presidente della regione Alberto Stefani ha dichiarato il Veneto da subito pronto a fare la propria parte e dare tutto il sostegno alle autorità elvetiche. Una catastrofe di proporzioni inimmaginabili che resteranno nella storia della Svizzera. A Corredo ci sono le immagini riprese dai telefonini dei giovani, poco più che adolescenti, presenti in massa alle Constellation, un locale frequentatissimo ai piedi delle piste di Crans-Montana, località che conta nell'arco alpino, sede delle gare di Coppa del Mondo di sci. Immagini e fotografie che alternano momenti di festa, panico e terrore, fiamme lampeggianti dei mezzi di soccorso che un'ora e mezza dopo lo scoccare della mezzanotte si sono riversati in massa attorno al locale. Le prime agenzie non lasciano spazio all'immaginazione. I paesi contermini alla Svizzera, Francia e Italia per primi, mettono a disposizione uomini, mezzi e strutture ospedaliere. Dal Veneto l'impegno ad offrire sin da subito il proprio contributo e il sostegno necessario alle autorità elvetiche. Lo dichiara immediatamente il presidente della regione Alberto Stefani. Siamo in grande apprensione per il numero dei dispersi e dei feriti, afferma, rinnovando vicinanza ai familiari delle vittime e inviando un pensiero alla donna di origini bellunesi Alessandra Galli De Min, di 54 anni, ferita nell'incendio ma non in pericolo di vita. Da Livigno il messaggio del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Tra i feriti c'è anche una ragazza bellunese, Alessandra Galli, che io conosco
da tanto tempo, era la figlia dell'ex sindaco di Longarone Arrigo, ma soprattutto l'ho conosciuta il giorno in cui sono state assegnate le Olimpiadi Milano-Cortina, il 26 giugno del 2019. Con lei siamo stati insieme, soprattutto dopo l'assegnazione, a festeggiare questo straordinario risultato. L'ultimo incontro ufficiale fra Alessandra Galli e Roberto Padrina a Belluno in occasione del concerto organizzato al Teatro Comunale per raccogliere fondi per Casa Pollicino a Petrociani in Romania, il centro diurno di accoglienza per bambini disabili o in condizioni di disagio familiare, struttura progettata dal padre Arrigo. Alessandra si trova in ospedale, questa mattina è stata operata, non dovrebbe essere in pericolo di vita e sicuramente ha subito un trauma pesantissimo. Mi auguro che si possa riprendere, noi siamo qui per fare tutto ciò che è possibile per aiutarla. Ma quanto sono sicure le discoteche da noi in Veneto? Il SILB, il sindacato locali da ballo, ha diramato a livello nazionale una nota che stigmatizza quanto accaduto e ribadisce la necessità che ad occuparsi di sicurezza siano i professionisti. Una tragedia che riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, che non può essere svolto in luoghi improvvisati, ma essere permesso soltanto in luoghi gestiti da professionisti in grado di garantire la totale incolumità dei clienti. Per questo il sindacato italiano locali da ballo ha voluto riportare in primo piano il tema della sicurezza negli esercizi pubblici di aggregazione, soprattutto nei momenti dell'anno maggiormente frequentati. Nel portare il profondo cordoglio alle vittime della tragedia in Svizzera, il SILB ha rimarcato il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi dell'intrattenimento. I locali di intrattenimento italiani sono infatti soggetti a un articolato sistema di norme e verifiche, capienze rigidamente definite, vie di fuga obbligatorie e segnalate, materiali e pareti ignifughe, impianti certificati e controlli periodici da parte delle autorità competenti. Se le grandi sale da ballo gestite da professionisti viene garantita la totale incolumità dei clienti, i controlli dell'attività in realtà più piccole, magari sprovviste di licenze di ballo, sono più carenti. Ricordiamoci che episodi simili possono verificarsi ovunque, anche in Italia, qualora eventi affollati vengano organizzati in spazi non idonei o privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Il mancato controllo dei numeri di accesso può da solo rappresentare elemento di pericolo. SILB FIPE continua a contrastare con fermezza l'organizzazione di eventi in locali non idonei e continuando a lavorare a fianco delle istituzioni affinché i luoghi di intrattenimento restino spazi di socialità, divertimento e tutela delle persone. A Venezia è il momento del cordoglio per la scomparsa di un 49enne appassionato di montagna che è stato travolto e ucciso ieri da una valanga. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori che si trova per noi a Marghera. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo appunto proprio qui a Marghera, vedete alle mie spalle la parete che spesso viene utilizzata per un evento dedicato in particolare ai bambini, ovvero la Rampilandia, di cui insomma abbiamo parlato molto anche nel corso degli anni. Qui insieme a me c'è Ivan De Toni, il presidente dell'associazione Sgraffa Masegni, di cui Massimiliano faceva parte ed era molto attivo, era proprio nel direttivo. Ecco, naturalmente lei, ma anche insomma voi dell'associazione siete sconvolti per quanto accaduto. Massimiliano era molto esperto, era una persona coscienziosa, mi diceva poco fa. Sì, assolutamente. Lui era dentro il direttivo da 5-6 anni, è entrato perché aveva voglia di fare, gli piaceva questo, gli piace questo mondo, gli piacerà sempre questo mondo. E ha portato la sua gioia, la sua bellezza di stare qui con i bambini, soprattutto perché lui aveva un carisma con loro che li sapeva sempre prendere, anche se erano dei rospi, li sapeva prendere, era proprio bravo. E niente, ci manca di brutto, perché un buco così è dura da chiudere. C'è una notizia che è arrivata proprio come una doccia fredda, anche perché, come dice chi lo conosceva bene, lui insomma era lì con un amico, ma lui era una persona molto esperta, scrupolosa, è stato travolto da questa valanga, non c'è stato proprio nulla da fare, con lui c'era questo amico, però poco si è potuto fare. Sì, io lui non lo conosco direttamente, l'amico, il Maci sì, ma sono cose che capitano. Io so
per esperienza diretta con lui che lui andava sempre con qualcuno che magari ne sapeva più di lui, e era maniaco del perseguire le cose fatte con criterio, fatte bene, e aveva sempre dietro tutto, la tecnologia, gli orologi, il meteo per lui lo guardava sempre, quindi poi in questo periodo in cui non c'è stato niente, non ha piovuto, non ha nevicato, cioè, è pazzesca questa cosa, cioè, è una disgrazia che colpisce nel cuore e non è sicuramente frutto né di incompetenza né di altro. Secondo me la cosa, non dico che abbia gioito, però credo che essere lì prima che succedesse era una delle sue gioie più belle, più grandi. Mi spiace un sacco. Presidente, lei pensa che come associazione farete qualcosa in suo onore? Sì, l'idea stava parlando anche prima con gli amici. Guarda, c'è un progetto lì di una via con cui avevamo fatto e collaborato e che aveva provato la settimana scorsa. L'idea è di dedicargliela, ma questo vabbè è niente in confronto. L'idea è comunque di trovarsi, io spero anche con la famiglia, perché eravamo un gruppo e un gruppo ci si deve trovare di gruppo, quindi questa è la cosa bella di una comunità, il fatto che non ci si sente soli, non ci si lascia da soli, anche nel dolore. Queste cose qui vanno gestite, fanno male, però vanno fatte, e quindi l'idea comunque di trovarci sì, c'è sicuramente. Grazie, ringrazio il Presidente dell'Associazione Sgraffa Masegni, Ivanna De Toni. Qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. E dopo grazie Ilaria Marchiori in collegamento da Marghera con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Dicevo, dopo la tragedia di ieri a Recoaro, oggi sono scattate le ricerche di un escursionista scomparso di Schio. La sua auto è stata ritrovata sul pian delle Fugazze. Nei dintorni del Monte Baffelan è scattata la macchina dei soccorsi alpini di Schio, Arsiero e Recoaro alla ricerca di Simone Dalbon, 42 anni, l'escursionista di cui non si hanno più notizie dal 27 dicembre scorso. La scomparsa dell'uomo originario di Schio è stata denunciata 2 giorni dopo, ma le ricerche erano state circoscritte nell'ambito urbano. Il ritrovamento ieri sera della sua automobile al pian delle Fugazze ha spostato il focus della ricerca al confine tra Trentino e Veneto, coordinate dalla stazione Vallagarina del soccorso alpino. Sul posto, oltre ai volontari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri, coadiuvati dai cani molecolari che hanno scandagliato via terra i sentieri a ridosso dell'automobile in direzione del rifugio Campogrosso. Coinvolto anche un elicottero della provincia di Trento, i droni dei pompieri, la Guardia di Finanza per le indagini su celle telefoniche e telecamere. Si sta verificando anche la segnalazione di 2 persone che potrebbero aver visto l'uomo che indossava scarponi gialli, pantaloni neri, piumino giallo sul sentiero 177. Mentre le ricerche proseguono, non si spegne il clamore e il cordoglio per la scomparsa ieri sempre in montagna di Massimiliano Ferru, l'escursionista cinquantenne travolto da una slavina con un amico sulle piccole Dolomiti. L'uomo, originario di Mestre, dove era conosciuto ed amato, lavorava nel settore dei trasporti acquei. Era un esperto arrampicatore. Con l'amico vicentino Luca Cavaliere si era avventurato lungo Vaio Gabele a Recoaro, quando un'imponente lastra di neve si è staccata travolgendo entrambi gli alpinisti. Il vicentino, rimasto miracolosamente illeso, ha prestato i primi soccorsi a Ferru, che invece, trascinato per decine di metri, ha sbattuto testa e addome sulle rocce affioranti. Una giornata relax all'aria aperta diventata tragedia per una tragica fatalità. E ora ci spostiamo a Treviso, dove c'è in collegamento per noi Lina Paronetto per parlare di un'emergenza spaccata che a quanto pare non accenna a diminuire. Lina, buongiorno.
Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, stiamo attendendo la proprietaria di questo salone, Illumina, siamo in via San Nicolò, proprio ai piedi, eccola qua Giorgia, siamo già in diretta, è bravissima, devo dire, questa giovane imprenditrice, Giorgia Seno, e questa è la porta del suo salone. Ve la mostriamo come abbiamo mostrato purtroppo tante altre situazioni in queste settimane, perché in particolare in città attività pubbliche, quindi bar, locali e saloni di barbiere, parrucchiere ma anche centri estetici sono purtroppo presi di mira, e malgrado la polizia effettivamente abbia intercettato, arrestato un soggetto che ritiene responsabile dei colpi a San Liberale dei mesi scorsi, evidentemente soggetti in circolo che compiono queste azioni ce n'è più di uno, e la mattina di Capodanno, ai noi, il 2026 è iniziato male. Giorgia? Non è iniziato proprio nel migliore dei modi, appunto mi sono svegliata con dei messaggi di allarme, ho chiamato subito carabinieri e polizia che sono venuti qua ad accertarsi che appunto non ci fosse nessuno dentro, e mi hanno detto che purtroppo hanno avuto molti altri avvenimenti di questo tipo fatti nello stesso modo, quindi viene via il vetro, la porta rimane intatta e loro riescono ad entrare. Quindi l'allarme a me è suonato alle 8 della mattina, ma presumiamo che siano riusciti ad alludere all'allarme e siano entrati appunto di notte, la notte di Capodanno. Quando magari non ci si fa caso ai botti, ai noi, no? ai colpi forti, cosa sono riusciti a portarle via? Sinceramente il danno economico non è stato grande, grazie a Dio, hanno portato via qualche centinaia di euro dalla cassa, e le mance della dipendente, poverina, è più la porta, è più il disagio insomma di dover adesso sistemare tutto, che sono tutti in ferie, quindi non è neanche facile sistemare prontamente. Lei aveva letto degli altri colpi, si sentiva un po' in pericolo, nel senso, si sentiva un po' presa di mira come tutta la categoria, perché viene da pensare ogni tanto, no? Magari tocca anche a me, sventuratamente abbiamo visto che queste sono le attività prese di mira in sto periodo. Esatto, sinceramente no, non avevo ancora sentito di nessuno. Quando ho pubblicato le storie su Instagram poi di quello che mi era successo, sono stati tutti molto solidali, perché mi hanno scritto sia che è successo anche a loro che ai loro figli. E sì, ho sempre pensato una Treviso sicura, però purtroppo in questi giorni di festa probabilmente parrucchieri e panifici e bar sono quelli che lavorano di più in queste festività, e quindi i primi ad essere attaccati. Non me l'aspettavo, ma adesso sicuramente avrò un occhio aperto in più. Tra l'altro, a proposito di aperture, qui è rimasta la porta di fatto accessibile a chiunque per ore. Per 3 ore non c'è stato nessuno a sorvegliare, il vetro sfondato, e la consolazione è che nessuno dei passanti sia entrato per prendere qualche prodotto che era a portata di mano. Sono stati tutti molto rispettosi di fronte a questa disgrazia, e quindi grazie a Dio non è entrato nessuno, anzi. Da 4 anni qui con l'attività, prima volta che capita, e speriamo anche l'ultima naturalmente, implementerete la sorveglianza? Sicuramente sì, come altri commercianti con cui ho parlato siamo tutti pronti appunto a implementare i nostri servizi di antifurto. Ovviamente è sempre tutto sulle nostre spalle, quindi anche là, oltre il danno, anche la beffa, perché ci toccherà sicuramente rimettere in sicurezza molto di più il negozio rispetto a prima, se no si vive col terrore che al mattino ti svegli e ti abbiano aperto il negozio. Quindi. In questo senso pensa che sarebbe positivo anche a livello normativo cercare di venire incontro a queste categorie che sono così esposte, voi piuttosto appunto delle attività che ha citato, magari favorendo in tema assicurativo o favorendo come incentivi l'installazione di questi apparecchi? Sicuramente sarebbe molto d'aiuto, sicuramente sarebbe una bellissima cosa, soprattutto perché siamo piccole attività, piccoli artigiani, non siamo multinazionali, quindi noi lavoriamo per tirare avanti il negozio, per dare lo stipendio appunto alle dipendenti, e non ti aspetti mai che qualcosa del genere possa succedere. Un aiuto sicuramente sarebbe ben gradito, sicuramente da tutti. Cosa gli hanno detto le clienti? Tutte molto dispiaciute, ho ricevuto un sacco di solidarietà, tanti che sono anche passati per un saluto, quindi questo mi ha sicuramente dato un po' di gioia.
Grazie Giorgia Seno davvero per la disponibilità. Così da via San Nicolò, Filippo, purtroppo l'ennesimo episodio che raccontiamo. Ce ne sono stati tra Natale e Santo Stefano, tra Treviso e Ponzano, barbieri, parrucchieri, presi di mira, alcuni colpi riusciti, altri no. Ci sono stati dei bar, alcuni ha dovuto anche tenere chiuso per il furto di fatto del registratore di cassa. Una situazione durante le feste purtroppo che ha preso questa piega a Treviso. Gli inquirenti stanno certamente visionando le telecamere di sorveglianza anche di questa zona per cercare di risalire al responsabile. Intanto con Nicoletta Rizzetto da San Nicolò ti restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto e a Nicoletta Rizzetto per questo collegamento da Treviso. Ladri in azione anche a Tezze sul Brenta, nuova ondata di furti nelle case ed è allarme. Feste rovinate per qualche famiglia di Via Sole e Via degli Alpini, di Belvedere e di Tezze sul Brenta. Loro a festeggiare il Capodanno e i ladri a fare razzia nelle loro abitazioni. Professionisti del crimine che ormai senza freni entrano e rubano. Ora è stato il cenone di San Silvestro a tradire le famiglie di Tezze e dire che la situazione sembrava migliorata dopo l'emergenza furti di fine novembre. Non avevamo più avuto segnalazioni, invece in questa ultima settimana ne abbiamo avute diverse in tutto il territorio. La gente è molto preoccupata perché questo ripetersi continuo allarma moltissimo le nostre famiglie. Forze dell'ordine, videosorveglianza, controllo di vicinato, che in questi casi aveva segnalato anche un'auto sospetta. Gli strumenti a disposizione dei comuni sono sostanzialmente questi. La gente che trovo è veramente preoccupata. Le forze dell'ordine mi assicurano la loro presenza per quanto possibile. Anche noi facciamo altrettanto con la nostra polizia locale. La videosorveglianza per quanto possibile ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo nelle vie principali del paese che intercettano i passaggi, ma è praticamente impossibile garantire la videosorveglianza in tutto il territorio comunale. Intanto le famiglie devono chiudere porte, finestre, inferriate e attivare gli allarmi, anche se escono per pochi minuti. In entrambi i casi segnalati c'erano cani da guardia in giardino, ma non è bastato. E proseguono tra Mira e Mestre le indagini sull'omicidio di Sergio Tama. È attesa per l'esito dell'autopsia sul cadavere del 25enne, fondamentale per chiarire le ore del decesso e anche le modalità della morte. Vigili del fuoco e carabinieri del nucleo investigativo di Mestre ancora al lavoro lungo le campagne di Malcontenta per trovare l'arma che la notte del 30 dicembre ha ucciso Sergio Tarna, il cameriere 25enne di origine moldava residente a Chirignago, ritrovato tra i campi ghiacciati con una grossa ferita alla tempia, riverso nel fango. Fondamentale l'esito dell'autopsia per capire soprattutto con che cosa sia stato colpito il ragazzo, se un'arma da fuoco o un oggetto contundente o se il colpo alla tempia sia l'unico. Al momento la pista più battuta dai militari dell'arma è quella della droga. Potrebbe infatti essersi trattato di un regolamento di conti o una lite finita male. Sembra che Sergio avesse 2 telefoni. Nel frattempo i carabinieri continuano a visionare i filmati delle telecamere della zona in cui è stato trovato il corpo, ma anche del centro di Malcontenta, raccogliendo più testimonianze possibili, soprattutto di chi ha trascorso le ultime ore col 25enne, come Alessandro, il collega del bar. Sono sotto shock i colleghi del bar Esquina qui in centro a Mestre, dove da un po' di tempo lavorava in prova il 25enne. La sera del 30 dicembre, intorno alle 20, dopo aver staccato insieme a un collega, si è recato nel ristorante Sushi poco distante perché sapevano che aveva bisogno di personale per la sera del 31 dicembre. Dopo aver preso accordi, Sergio si sarebbe dovuto recare nel ristorante per lavorare la sera di Capodanno, ma non si è mai presentato, come racconta uno dei dipendenti, incredulo per l'accaduto. È molto gentile, sì, è gentile, e basta. Che ha detto che lui ha lavorato e è chiuso, allora che ha detto che dà umano, così ha detto. E poi non sappiamo più e ieri ho visto il giornale, poi hanno scoperto. Ma lui non era mai venuto a lavorare qui prima? Mai, ho visto solo 2-3 volte, è triste. Sì. Non è spiaciuto, anche se ho visto solo 3 volte.
una persona così è andata. A rinvenire il corpo vestito ancora con gli abiti da lavoro, giacca nera elegante, cravatta grigia, pantaloni neri, è stato un passante che scattava fotografie al paesaggio. Sergiu viveva in affitto a Chirignago, aveva lavorato in numerosi locali tra Mestre e Venezia, dopo aver frequentato la scuola professionale di F di Spinea. Negli ultimi 2 anni aveva lavorato anche nel bar di Via Palazzo a Mestre, finito più volte al centro dei riflettori perché chiuso per le risse, ma a fine estate era rimasto a casa e stava cercando lavoro. 2 pedoni investiti stamattina in Viale delle Fosse a Bassano, uno è grave al San Bortolo di Vicenza. Paura in Viale delle Fosse, dove attorno alle 7:30 2 uomini sono stati travolti da un furgone mentre attraversavano la strada all'altezza dell'intersezione con via Chilesotti in città. Il più grave, un 28enne, portato all'ospedale di Vicenza, mentre l'amico, 29 anni, di Pieve del Grappa, è stato condotto al San Bassiano in codice giallo. Al volante del veicolo un Renault Trafic, un 61enne di Bassano, che era diretto verso nord. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente. La viabilità lungo la trafficatissima arteria è stata rallentata e deviata lungo l'asse sud-nord verso una laterale per diverse ore, creando non pochi disagi. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna sfondando la porta di casa e tentando di strangolarla. Violenza domestica a Cassola, scatta il braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna dopo che lei, al culmine di una lite, era riuscita a farlo uscire di casa. Non accettando la situazione, l'uomo ha forzato e scardinato la porta d'ingresso e una volta dentro si è scagliato con furia contro la donna, 47 anni, del posto, tentando di strangolarla e puntandole al volto la punta della chiave della macchina. La vittima è però riuscita ad allertare il 112. I carabinieri, una volta sul posto, hanno accertato la criticità della situazione, vedendo i chiari lividi sul collo dell'aggredita, oltre ai danni provocati dal soggetto, visibilmente alterato, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol. Hanno quindi proceduto all'allontanamento urgente dall'abitazione, provvedimento convalidato dal GIP di Vicenza che, constatata la pericolosità dell'individuo indagato per lesioni personali aggravate, ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, oltre all'allontanamento, dicevamo, dalla casa familiare, ha emesso nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. A Oderzo invece sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare il bandito che lunedì notte ha affrontato una guardia giurata con un badile. Ancora un istante e vedremo tra poco il servizio su quanto accaduto da Oderzo con gli aggiornamenti che ha rilasciato al nostro Lucio Zanato il sindaco di Oderzo Maria Scardellato. Su questo fatto direi che possiamo probabilmente andare avanti con il telegiornale, forse lo vediamo tra poco, questo servizio che in questo momento non è disponibile. Dunque, ieri, durante il corso del 1° gennaio, c'è stata la tradizionale fiaccolata delle contrade di Conco e si sono ricordati Stefano, Pietro e Nicola, le 3 giovani vittime della strada. Sono morti entrambi in 2 terribili incidenti stradali che erano avvenuti tra settembre e ottobre scorso. Una tragedia che ancora una volta ha stretto la comunità al termine della fiaccolata, che è giunta alla 25esima edizione. Come da tradizione da circa un quarto di secolo, i cortei con le fiaccole sono partiti per le varie contrade Rubbio, Fontanelle, Gomarolo, Santa Caterina e Lusiana per convergere infine in piazza San Marco in un abbraccio di luci. E accanto allo spettacolo pirotecnico con la suggestiva cascata luminosa dal campanile, la riflessione in memoria dei 3 ragazzi il cui spirito ancora oggi resta nei cuori dell'intero paese. A Villafranca Padovana invece c'è incredulità e dolore nella frazione di Tagì di Sopra, dove Andrea D'Agostini si era trasferito da poco. Stiamo parlando del 22enne annegato nel laghetto di Camisano Vicentino, nella palazzina dove viveva con la mamma e i vicini. Lo hanno ricordato come un bravo ragazzo, gioioso e solare, un risveglio di quelli che non si vorrebbero
mai vivere. Ora siamo pronti a vedere anche il servizio da Oderzo. Ha difeso la proprietà, non ha ammazzato nessuno, ha sparato in aria e quindi direi che ha fatto quello che doveva fare. Non ha dubbi il sindaco di Oderzo sull'operato del vigilante entrato in azione la notte tra il 29 e il 30 dicembre in questo piazzale della zona industriale a nord della città. Siamo in via Baite e tutt'attorno ruota la produzione di un'azienda specializzata in arredamenti e attrezzature per il bagno. Probabilmente una banda di ladri stava tentando di entrare negli uffici o forse puntavano ad alcuni accessori di pregio quando è scattato l'allarme. A quel punto è arrivata la guardia giurata della Civis che si è trovata davanti uno dei malviventi che anziché scappare ha affrontato il vigilante con un badile tentando di colpirlo più volte. La guardia, un 62enne del veneziano, a quel punto per difendersi ha estratto la pistola in dotazione esplodendo 4 colpi in aria che hanno messo in fuga il ladro con il resto della banda. Reazione comprensibile per il sindaco scardellato quanto sfrontata l'azione del malvivente. Perché tutti si sentono sempre impuniti, probabilmente perché le forze dell'ordine sono impegnate per i reati più gravi e quindi magari i reati diciamo minori un po' così, non dico che si trascurano, ma insomma ci si concentra su quelli più grossi e quindi tutti pensano di poter fare quello che vogliono. Poco dopo sul piazzale della Ronald Bathrooms sono intervenuti anche i carabinieri della tendenza di Oderzo che hanno acquisito le telecamere presenti nella zona per fare ulteriore luce sull'episodio. L'impunità è sempre il problema, ma per tutto, per i reati gravi, per quelli meno gravi, poi magari arriva col tempo, ma intanto uno pensa che invece di rimanere impunito perché non viene preso nell'immediato. E ora voltiamo pagina, ci spostiamo a Bassano del Grappa, andiamo al Tempio Ossario perché con il nuovo anno arriveranno anche dei lavori di restauro. Ci sono voluti tanti anni, ci sono volute anche delle battaglie alle quali non ci siamo mai sottratti come gruppo televisivo, ma adesso finalmente c'è una novità clamorosa che riguarda il Tempio Ossario di Bassano del Grappa. Partiranno entro pochi giorni i lavori di sistemazione e restauro della facciata. Siamo davanti al Tempio Ossario, un monumento che ospita, come potete vedere da questa targa, le spoglie di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale e anche di alcuni della Seconda Guerra Mondiale, 4 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, un monumento alla memoria, uno scrigno di memoria molto amato perché sono tante le persone che vengono a visitarlo. I lavori partiranno entro pochi giorni e riguarderanno la facciata che verrà tirata a lucido finalmente, viene da dire, perché da troppo tempo si aspettava questo primo intervento. Ricordiamo che questo edificio è degli anni 30 e quindi ha quasi 100 anni e purtroppo in alcune sue situazioni li dimostra tutti. Costeranno 400.000 euro i lavori, lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha già intavolato con il municipio le pratiche per poter chiudere questa parte, transennare questa parte, sarà chiusa e verranno montati i ponteggi. Ci sarà anche una parte che riguarda la parrocchia per la quale il municipio di Bassano sta facendo da tramite. Quindi dopo tanti anni, dopo tanto tempo, dopo tante attese potremo finalmente vedere i lavori al Tempio Ossario. Gli ispettori che sono venuti a vedere questo monumento avrebbero anche detto agli amministratori, agli operatori che le transenne all'interno si possono togliere. Questa è una cosa ancora da verificare, ma questo vorrebbe dire poter vedere nuovamente tutta la navata interna di questo tempio completamente libera e sarebbe una vista davvero notevole. Pare anche che verranno tolte queste transenne che portano le fotografie della mostra del centenario del Milite Ignoto, quindi Bassano si prepara ad avere una delle sue cartoline, perché questa è una cartolina di Bassano, le due torri si vedono da molto lontano, vederla nuovamente libera e davvero tirata a lucido, come sempre lo racconteremo nei nostri telegiornali, ma questa è una notizia che i bassanesi e non solo loro, visto quanta gente viene a visitare questo luogo, aspettavano da tempo. Grazie a Ferdinando Garavello per questo contributo. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo.
Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG e apriamo questa parte della nostra edizione con una notizia di carattere internazionale molto importante. Si tratta dell'attacco che è stato lanciato dagli Stati Uniti al Venezuela. Vedete, questa è l'ANSA. Trump attacca il Venezuela, ha catturato Maduro e la moglie portati fuori dal paese. Il presidente degli Stati Uniti nel social Truth l'ha definita un'operazione brillante. Mosca invece ha condannato l'aggressione armata. Palazzo Chigi, Meloni segue la situazione in Venezuela in contatto con Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri. In Venezuela si trova detenuto da più di un anno anche un nostro corregionale, Marco Trentini, un cooperante del Lido, e sono ore di apprensione per quello che potrebbe accadere nel paese sudamericano. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori e ovviamente buon anno. Sì, dicevi giustamente una vicenda internazionale che è seguita qui al Lido di Venezia, a Venezia, in tutta la città, ma ovviamente anche in Italia, con grande apprensione, con grande sono ore di attesa, di ansia da una parte e anche di speranza, perché si sta cercando di capire come evolverà la situazione di Alberto Trentini, il nostro connazionale veneziano, che si trova in carcere in Venezuela, nel carcere di El Rodeo, dal 15 novembre 2024, e quindi da oltre un anno. Chiaramente la famiglia, attraverso l'avvocato Alessandro Parellini, ma anche Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, che in quest'anno, in questi 14 mesi, stanno facendo di tutto anche per tenere viva l'attenzione sul caso di Alberto, raccomandano di utilizzare in questi momenti il silenzio, una grande prudenza, perché attualmente i prigionieri politici, tra i quali c'è anche Alberto, ce ne sono una dozzina di italiani, sono rinchiusi nel carcere, nelle mani dei loro carcerieri, quindi apparentemente, diciamo così, nulla è cambiato. È chiaro che attraverso la Farnesina, attraverso il ministro Tajani, che ha annunciato, ha confermato il massimo impegno, si sta cercando di seguire la situazione minuto per minuto per capire cosa possa accadere. Ovviamente si augurano, tutti ci auguriamo che al più presto possa arrivare l'unica telefonata, l'unica notizia che conta, che è quella della liberazione di Alberto Trentini, ma la vicenda è delicatissima e si sta cercando di monitorare minuto per minuto quello che potrà accadere in queste ore e anche nei prossimi giorni. C'è un veronese, l'ambasciatore italiano a Caracas, Gianbruno De Vito, veronese, che ha già visitato Alberto 2 volte in carcere, quindi è in contatto con la Farnesina. C'è Luigi Vignali, che nei mesi scorsi è stato nominato dal governo come inviato speciale di Roma a Caracas, per cercare di risolvere questa delicatissima situazione. Quindi qui possiamo raccontare momenti di trepida attesa, di silenzio, di angoscia, ma anche di grande speranza. Grazie Lorenzo. Naturalmente ci uniamo alla speranza con la quale si sta seguendo l'evolversi della situazione in Venezuela. Naturalmente tutti gli approfondimenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. È stato decisamente un brutto inizio 2026 quello degli allevatori di latte, degli allevatori e produttori di latte veneti. Vediamo per quale motivo. C'è un serio pericolo di chiusura perché appunto viene chiesto di ridurre i conferimenti proprio alla luce di questo esubero di latte nel mercato. Potrebbero essere davvero tante, tra le quasi oltre 1000 stalle venete, delle quali 322 sono in provincia di Treviso, quelle a rischio chiusura. L'allarme è scattato quando la Granarolo, la cooperativa di raccolta e lavorazione più grande d'Italia, con gli auguri per il nuovo anno ha annunciato ai suoi soci l'esubero di scorte e valori di acquisto del latte fuori quota da 53 a 27 centesimi al litro. L'abbiamo presa in maniera estremamente preoccupata e appunto siamo in difficoltà perché la comunicazione
Commissione dice che l'esubero di latte che c'è nel mercato ha portato a una diminuzione del prezzo stesso del latte e a dover garantire e diminuire il quantitativo di latte da conferire alla società cooperativa. È forse il segnale più evidente dell'immissione nelle nostre filiere di latte estero, dalla Francia e dalla Germania in particolare, ad appena 16 centesimi al litro, che sta mettendo fuori mercato i nostri allevatori, considerando che hanno costi di produzione minimi di almeno 50 centesimi al litro. Il risultato è che il latte rimane nelle vasche, soldi alle stalle non ne arrivano e se va avanti così chi arriverà invece sarà l'ufficiale giudiziario. Quelle che vorrebbero chiudere non possono chiudere perché sono quelle che hanno investito, e se chiudono com'è che fanno a pagare i debiti che hanno fatto? Per qualcuno l'immissione di latte a prezzo stracciato dall'estero potrebbe essere addirittura una mossa finanziaria per uccidere la produzione interna, se non per eccellenza come Grana Padano o Asiago, per poi prendersi il resto del mercato fatto di formaggi molli e mozzarelle. Per altri più semplicemente l'ennesima mossa affaristica di alcuni trasformatori e della grande distribuzione, gli unici a guadagnarci in una filiera così destabilizzata. I prezzi dei formaggi sono cresciuti, ma se adesso il latte va giù devono rimanere sempre allo stesso livello, oppure potrebbero essere anche, diciamo così, messi a disposizione del consumatore con prezzi più bassi. Che significherebbe tra l'altro un aumento dei consumi. Intanto già dopo le festività le associazioni puntano ad organizzare un incontro con le grandi cooperative trevigiane e venete per cercare di sostenere soprattutto i giovani allevatori, puntando sulla garanzia di qualità e salute del nostro latte. Prodotto italiano che possiamo dire è certificato, cosa che con latte spot non sempre accade. Assolutamente, il latte è uno dei prodotti più controllati, più sicuri in assoluto ed è in particolare quello italiano. E dai pedaggi autostradali alle accise sul diesel, il 2026 si è aperto all'insegna dei rincari. Vediamo. Se pensiamo che il carburante andrà a incidere per circa il 3%, l'1,5% il costo dei pedaggi autostradali e ho sentito parlare anche di un aumento della responsabilità civile auto delle assicurazioni, circa un altro 1-1,5%, se facciamo una somma circa il 6% in un giorno solo, mi sembra che non iniziamo bene l'anno. Il 2026 si è aperto all'insegna dei rincari, dalle accise sui diesel con un pieno di gasolio da 50 litri che costerà 2,47 euro in più ai pedaggi autostradali. Aumenti che preoccupano i cittadini, così come i lavoratori, ad iniziare dagli artigiani che temono pesanti ricadute sulle loro attività. Abbiamo un aumento di 4,05 centesimi e quindi ogni pieno di carburante che servirà per gli automezzi dei nostri autotrasportatori andrà a incidere quindi con maggiori costi. E poi questi costi qua andranno comunque ad influire anche sul costo delle merci trasportate. Un effetto a catena che coinvolge i prodotti finali e quindi il costo del paniere per i cittadini. E uno dei primi prezzi, uno dei primi aumenti che vedremo aumentare sicuramente sarà quello delle verdure, ad esempio, della frutta e della verdura. Stesso effetto a causa dei rincari dei pedaggi autostradali, ma se non si può evitare il pieno di carburante si possono cercare alternative alle autostrade con un aumento però delle ore di viaggio e quindi un incremento dei costi degli autotrasportatori. Ad esempio i padroncini si devono sacrificare, partire presto alla mattina per risparmiare sull'autostrada. Bisogna intervenire a livello nazionale, evidenzia Fabris. Bisognerà sentire con la nostra Confartigianato a livello nazionale di portare a conoscenza, cioè lo conoscono già, però cercare di fare qualcosa per bloccare queste accise. Farmacie prese d'assalto con l'inizio del 2026, picco di influenza e richieste di vaccini che contrastano con quella che Federfarma denuncia come informazione insufficiente da parte di Regione e ULSS. Il 2026 per le farmacie di Bassano inizia con i clienti in coda. Influenza e mali di stagione colpiscono duro e stando alle previsioni il picco di contagio deve ancora arrivare. Farmacie che hanno visto un aumento di richieste di vaccino. Decisamente rispetto agli anni scorsi il picco è arrivato un po' in ritardo, lo stiamo notando da circa 10-15 giorni che abbiamo proprio visto un aumento di affluenza in farmacia per patologie non solo legate all'influenza ma anche a raffreddori. Qui nella nostra farmacia stanno andando molto bene, i clienti hanno accolto positivamente questa
questa possibilità di essere vaccinati in farmacia. Quanto ai vaccini anti-influenzali, Federfarma Veneto, l'associazione delle farmacie, ha inviato una lettera alla Regione evidenziando un risultato finora inferiore alle attese per le vaccinazioni e un'informazione insufficiente alla popolazione proprio sul fatto che il vaccino può essere richiesto anche in farmacia, dove comunque le richieste sono aumentate e di molto nel Bassanese. È partito un po' tardi, devo dire, la campagna vaccinale, non si capisce bene perché. Quest'anno comunque la popolazione ha deciso di vaccinarsi in massa, tant'è che spesso i medici sono rimasti senza dosi e quindi i pazienti si stanno rivolgendo in farmacia. Federfarma ha lavorato molto bene, la Regione e le ASL hanno lavorato secondo me altrettanto bene e un po' di comunicazione in più non sarebbe guastata, in particolare non so, penso io qualche canale social che adesso vanno tanto avrebbe potuto aiutare ulteriormente. Ogni farmacia in pratica organizza come meglio crede le vaccinazioni. Di base bisogna avere 18 anni, essere sani, senza fattori di rischio come l'allergia a determinati farmaci ed essersi vaccinati almeno una volta in passato dal medico di base. Il costo è uguale per tutte le farmacie, ma da qualche giorno la Regione ha deciso che la vaccinazione è gratuita per tutti fino a esaurimento delle scorte. Terremoto politico ad Arcugnano, dimissioni di massa consegnate da 8 consiglieri su 12. Terremoto politico ad Arcugnano in cui 8 consiglieri su 12 si sono dimessi, 4 di minoranza e 4 che erano passati dal gruppo Arcugnano al centro al gruppo misto. Atto formale che comporta la caduta del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio. Scelta che i dimissionari in una nota congiunta imputano alla mancanza di condizioni politiche, numeriche e di fiducia necessarie per andare avanti e garantire una guida stabile del comune. Una scelta dolorosa ma inevitabile. Il commento in cui viene sottolineato il passaggio di aver permesso comunque l'approvazione del bilancio di previsione 2026. Le visioni sul futuro di Arcugnano, così come il metodo di gestione amministrativa, si sono rivelate purtroppo progressivamente distanti e non più compatibili. In questo contesto proseguire avrebbe significato accettare una condizione di immobilismo decisionale e di ambiguità politica. Le dimissioni non sono un atto polemico, ma una scelta a tutela di Arcugnano, della credibilità delle sue istituzioni e della necessità di restituire alla comunità una prospettiva amministrativa chiara e coerente. Libri comunali a Schio, mentre tiene banco la questione della raccolta dei rifiuti. A Schio la maggioranza della sindaca Cristina Marigo resta in piedi dopo la presidenza del Consiglio Comunale azzerata, ma i numeri sono traballanti. L'amministrazione continua a lavorare con responsabilità, replica la sindaca, ma la maggioranza che contava su 16 dei 25 voti in Consiglio adesso di sicuri ne ha 11. Per gli altri 5, i consiglieri Nardi, Orsi, Bertoldo, Spinato e Carpi, i distinguo peseranno. Intanto l'uscita di Schio da Ava e dalla neonata Via Ambiente, che gestirà la raccolta dei rifiuti, fa discutere la città. Il comune ha votato il recesso, bisognerà vedere se è legittimo, pur avendo il 20% della nuova società, perché non vuole essere complice di una gestione del termovalorizzatore del suo futuro che evidentemente non condivide. Sul punto Cristiano Eberle, commercialista e leader della minoranza di centrosinistra, è molto chiaro. Per me insomma è inspiegabile questa idea di uscire dalla società e di recedere. Perché aggiunge: se io voglio controllare in primis la gestione, quindi le emissioni e i processi produttivi attuali, se io voglio controllare l'evoluzione dell'impianto in termini di potenziamento e di tecnologia dei processi produttivi che sono sostanzialmente praticabili. In realtà, se voglio essere efficace, devo essere all'interno della società. Invece il comune ha sbattuto la porta. Mi chiedo qual è il significato di uscire dalla società, perché un non socio, piaccia o non piaccia, in realtà conta meno di un socio. Quindi è inspiegabile dal mio punto di vista. Quando anche vi siano divergenze di opinioni, forse varrebbe la pena di chiedersi se e perché il comune di Schio
nel contesto di Alto Vicentino Ambiente non è stata ascoltata. Ma quale interesse deve prevalere? Quello del socio, il comune di Schio, o quello del pubblico del bacino dei 40 comuni? Mi fanno propendere assolutamente per una non legittimità del diritto di recesso, perché sostanzialmente c'è un interesse che prevale sul diritto del singolo socio. Se effettivamente il comune di Schio avesse voluto recedere, probabilmente avrebbe dovuto studiarsi un po' meglio la questione e capire che in questo momento è abbastanza evidente che il recesso è tardivo. C'è un timore di aumento della Tari in futuro? Rischio che il costo per i cittadini possa aumentare. Ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, lunedì sera ad Arcade per l'appuntamento con il Panevin più famoso del Veneto, per appunto quello di Arcade. Questa è la 59esima edizione. Ecco, quest'anno con tanto entusiasmo e tanta euforia siamo riusciti a innalzare questa pira. Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata. Gli alpini di Arcade hanno concluso i lavori per l'allestimento del falò del Panevin, pronto a illuminare la notte dell'Epifania. La tradizione del Panevin, che una volta veniva fatta a ogni contrada, che dopo negli anni si è raggruppata nel centro del paese. Una struttura imponente che, come da tradizione, si conferma la più alta del Veneto, frutto di giorni di lavoro, impegno e collaborazione. Questo Panevin quanto alto è? Allora, siamo intorno ai 10 metri, 9 metri e mezzo, 10, per una larghezza di base di 9 metri di diametro. Da cosa è composto? Solo e esclusivamente potature di legna di vite, di tralci di vite. Scarti delle potature, legna e tanto entusiasmo. I volontari hanno lavorato senza sosta per preparare uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità. Quante persone sono attese? Adesso è difficile quantificare, però gli esperti dicono ogni anno dai 5.000, chi dice 10.000, 10.000 sono tantissimi, però i 4.000 persone sicuramente. Chiudiamo le strade, abbiamo i blocchi stradali in modo che la piazza sia in sicurezza. Ecco. Il Panevin non è solo un falò, ma un momento di ritrovo e condivisione capace di unire generazioni e mantenere vive le tradizioni popolari del territorio, e per mangiare e bere in compagnia negli stand allestiti per l'occasione. Lo stand che facciamo le salsicce, la polenta e le patate fritte. Abbiamo 3 cose solo fondamentali, non ci allarghiamo a fare tante robe. Tanto vin brûlé. Vin brûlé sicuramente, quello è diritto. Ecco. Ora non resta che attendere l'ascensione, quando il grande falò diventerà ancora una volta simbolo di buon auspicio e di forte legame con la storia di Arcade, guardando con il naso all'insù in che direzione volano le faville. Se le faville vanno a mattina, ciappa il sac e va a farina. Se va alla sera, polenta piena nella cagliera, vuol dire la polenta in abbondanza e prosperità per tutto l'anno. Speriamo sia così. E viva il Panevin! E viva il Panevin di Arcade, e viva Treviso, e viva il Veneto. Bene, con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.